Bentrovati in diretta su shritalia.com, il canale di informazione che abbiamo riattivato dal 1° di ottobre per garantire tutti i giorni dalle 12 alle 12:15 un quarto d'ora di notizie, aggiornamenti e approfondimenti sui temi del lavoro. E come sempre l'incontro di oggi sarà strutturato in 3 sezioni. La prima dà racconto delle notizie dell'ultima ora, mentre nella seconda parte daremo le risposte ad alcune delle domande che più frequentemente ci vengono poste ed infine, terza sezione, spazio ai consigli di lettura per il magazine Laborability, storie ed interviste pillole di lavoro. Ma vediamo le notizie di oggi. È stato pubblicato ieri un nuovo decreto del Consiglio dei Ministri relativo alla modalità di spostamento nei periodi delle vacanze natalizie. È il decreto legge 158 del 2020 ed entra in vigore già da oggi. Lo stesso decreto prevede che nel periodo che va dal 21 di dicembre al 6 gennaio, quindi il periodo delle vacanze natalizie, è vietato nell'ambito dell'intero territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. Inoltre, nelle giornate di Natale e Santo Stefano, quindi 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, è vietato ogni spostamento tra comuni, fatta eccezione naturalmente ogni spostamento motivato da ragioni di natura urgente, quindi motivi di salute, motivi di lavoro oppure necessità particolari legate quindi comunque a urgenza e necessità. Per quanto riguarda le seconde case, è comunque consentito il transito di rientro verso la residenza, il domicilio, l'abitazione principale. Tuttavia non sono consentiti gli spostamenti verso le seconde case ubicate in altre regioni o province autonome, quindi non è un problema legato alla colorazione in fase di emergenza epidemiologica della regione, ma è proprio un divieto che si estende a tutte le regioni italiane. E comunque si ricorda e si ribadisce che nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio non si può effettuare alcuno spostamento nelle seconde case, sebbene ubicate nella stessa regione, ma in comuni diversi da quello dove si ha la residenza principale. Quindi particolare attenzione soprattutto per tutte le attività che restano aperte durante il periodo natalizio, delle vacanze natalizie, quindi bisognerà munire i lavoratori di apposita autocertificazione per poter consentire gli spostamenti. Veniamo a un articolo che è apparso sul Sole 24 Ore di oggi, ma comunque emerge dalla previsione del decreto Ristori Quater. L'articolo 13 infatti ha riconosciuto ai lavoratori che sono stati assunti dopo il 13 di luglio e sono in forza al 9 di novembre la possibilità di accedere alle settimane di cassa integrazione del decreto agosto, quindi del decreto 104. Questo però risulta particolarmente penalizzante per tutte quelle forme di attività lavorativa a termine, quindi i lavoratori cosiddetti precari che sono stati assunti dopo il 13 di luglio ma che hanno terminato la propria prestazione lavorativa prima del 9 di novembre. I settori più colpiti da questa disposizione naturalmente sono quelli relativi alla ristorazione, gli hotel, le pulizie, quindi quelle attività che nel periodo estivo hanno investito risorse per potenziare l'attività che ha avuto una parziale ripresa durante il periodo proprio delle vacanze estive. Reddito di cittadinanza, il garante ha dato l'ok per i controlli all'INPS. Come sappiamo il reddito di cittadinanza è una misura che viene corrisposta alle persone che sono in attesa di trovare una nuova occupazione, che darà modo a questi soggetti che attualmente sono in una situazione di precariato reddituale di poter attivare un percorso di formazione e di politica attiva per la ricollocazione. Quindi è una somma che viene posta a carico dello Stato e più precisamente corrisposta direttamente dall'INPS. Chiaramente in relazione alle situazioni che si sono già delineate di soggetti che hanno richiesto il reddito di cittadinanza senza averne tuttavia i requisiti, l'INPS ha richiesto al garante della privacy la possibilità di fare accesso a altre amministrazioni pubbliche per la verifica dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, quindi a questa misura che lo stesso Istituto Previdenziale dispone.
Quindi il garante ha dato l'ok per l'acquisizione di dati anche in forma massiva, ma limitatamente a quelli strettamente necessari per effettuare le verifiche di legge. Giusto per fare un esempio, si tratta di verificare il possesso di beni immobili, autoveicoli, oppure se sono soggetti che risultano ricoverati in ricoveri in lungodegenza, oppure se risultano condanne pendenti in capo ai percettori o ai presunti percettori di reddito di cittadinanza. Un altro articolo del Sole 24 Ore di oggi riguarda il caro del fatturato di novembre che fa slittare anche l'acconto IVA. Di questo ne ha dato conto ieri il collega Enrico Cavinato nel webinar dove sono stati dati tutti gli elementi di sospensione e di agevolazione per le imprese dal decreto Ristori 1 al decreto Ristori Quater. In buona sostanza l'articolo Ristori Quater impatta nella mensilità di dicembre relativamente a tutti i versamenti che dovrebbero essere fatti nel mese di dicembre, non limitatamente al 16 di dicembre come sarebbe naturale pensare per tutti i sostituti di imposta, ma estendendo la copertura della sospensione anche ad ulteriori versamenti. Quindi in riferimento ai versamenti sospesi da parte dei datori di lavoro sostituti di imposta ritroviamo le ritenute IRPEF, le addizionali regionali e le addizionali comunali, ma l'impatto di questa misura sospensiva sia anche nei confronti dell'IVA e della contribuzione previdenziale. Lo slittamento dei versamenti verrà concesso solamente nel momento in cui le aziende, i sostituti di imposta, i soggetti passivi dell'imposta risultino aver avuto registrato una perdita nel mese di novembre 2020 superiore al fatturato oppure corrispettivi a seconda della tipologia di soggetto di cui stiamo parlando, superiore almeno al 33% rispetto al novembre del 2019. Per quanto riguarda quindi l'imposta sul valore aggiunto, la scadenza del 28 dicembre, quindi ricompresa nella mensilità di dicembre, è prorogata al 16 di marzo. La stessa proroga dei versamenti è consentita anche in assenza di calo di fatturato almeno pari o superiore al 33% nel confronto tra il mese di novembre 20 e novembre 2019 per tutte le categorie di aziende che risultano più danneggiate e penalizzate dall'emergenza epidemiologica. Faccio l'esempio delle attività che risultano sospese o a regime molto ridotto per effetto del DPCM del 3 novembre 2020, tipo chiusura totale dei musei, dei cinema, dei teatri, delle palestre, aziende della ristorazione nelle zone arancioni e rosse che hanno dovuto chiudere la propria attività, settori indicati oltretutto, i settori indicati nell'allegato 2 del decreto Ristori bis 149/2020, alberghi, agenzie di viaggio con sede nella zona rossa alla data del 26 novembre. La data del 26 novembre quindi rappresenta uno spartiacque nella valutazione del diritto alla sospensione. Quindi se una regione risultasse non in zona rossa, una regione in zona rossa e per l'effetto la nostra unità, la nostra azienda è situata nella stessa regione che il 26 novembre è zona rossa, si ha diritto alla sospensione dei versamenti anche se poi con un successivo provvedimento quella regione è passata a zona arancione. Questo è di sicuro un punto di attenzione a cui fare riferimento. Altra notizia di oggi del Sole 24 Ore. Precari del settore turismo, l'indennità va richiesta entro il 15 dicembre. Chiaramente, sempre per effetto del decreto Ristori Quater, arriva un'ulteriore indennità che può essere commisurata al 1 migliaio di euro per tutti quei soggetti che erano già beneficiari di questo ristoro, questo indennizzo per effetto del decreto di rilancio e di successive integrazioni e modifiche normative in fase di emergenza epidemiologica, e che quindi va a dare un sostegno a quelle categorie di lavoratori che non possono accedere alla cassa integrazione, che quindi hanno interrotto l'attività lavorativa per effetto della cessazione del rapporto a tempo determinato, per esempio, ma che abbiano comunque maturato un certo numero di anzianità contributiva. La norma poi nei vari casi fa riferimento almeno a 30 giornate nell'arco del periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e che si trovino quindi in condizioni di non poter lavorare proprio perché il settore di addizione prevalente, quindi per cui le mansioni vengono espletate, è sospeso per effetto delle misure delle ordinanze nazionali. I
Ispettorato del lavoro, chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla definizione del lavoratore notturno. Noi già abbiamo un'ampia definizione del lavoratore notturno che deriva dalla disposizione di cui al decreto legislativo 66/2003. Tuttavia, in questa nota dell'Ispettorato del 26 novembre scorso viene dato una interpretazione ulteriore rispetto alle disposizioni che alcuni contratti collettivi, ma anche si auspica in futuro che i contratti collettivi possano dare riferimento al lavoratore notturno. In buona sostanza, l'Ispettorato definisce come lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente a svolgere 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, quindi in funzione dell'orario che viene pattuito tra le parti, nel periodo notturno, ossia nell'arco temporale che comprende il periodo dalla mezzanotte alle 5 del mattino. In presenza quindi di contrattazione collettiva che interviene sulla definizione di lavoratore notturno, l'Ispettorato dice che può essere accettabile la definizione che viene a concretizzarsi del lavoratore notturno qualora lo stesso svolga nel periodo notturno stabilito dal contratto collettivo, ma che comunque ricomprende sempre l'arco da mezzanotte alle 5 del mattino, una parte del proprio lavoro così come previsto dal contratto collettivo, quindi staccandosi sostanzialmente dalla definizione che lo stesso decreto 66/2003 dà del lavoratore notturno, che invece viene ad applicarsi ancora nel momento in cui la contrattazione non è presente nella parte del lavoratore notturno e che quindi si configura come lavoratore notturno il soggetto che svolge almeno 3 ore del suo orario ordinario, quindi il suo orario di lavoro stabilito e pattuito tra le parti, durante il periodo notturno per almeno 80 giornate lavorative nell'anno. Vi ricordo che oggi pomeriggio il collega avvocato Gianluca Germani terrà un webinar specifico su app e social media, regole per chi lavora, un appuntamento importante per tutte le aziende che stanno investendo sulla tecnologia e sulle nuove modalità di prestazione del lavoro da remoto. Utili consigli per la costruzione di policy e di regolamentazioni ad hoc che sia rispettosa delle norme sulla sicurezza e sulla privacy. Il webinar invece della prossima settimana, l'appuntamento di martedì viene sospeso per effetto della festività, ma nella giornata di mercoledì 9 dicembre ci sarò io ad introdurvi tutte le novità per il 2021 dal punto di vista della cassa integrazione e delle misure Covid che impattano nella gestione del lavoro. Ed infine giovedì prossimo, ultimo appuntamento della settimana, ma secondo appuntamento per il ciclo React, tenuto da Gianluca Spolverato, relativo a ulteriori indicazioni e punti di intervento per tutte le imprese che al termine un piano di lavoro, quindi che al termine del periodo di emergenza epidemiologica porterà le imprese ad essere quel luogo di lavoro in cui i lavoratori vogliono ritornare presto a lavorare, quindi improvement delle aziende, reazione e stimoli per migliorare all'interno della composizione e dell'organizzazione del lavoro. Ma passiamo ora alle domande e risposte. La prima domanda di oggi riguarda il Fondo Nuove Competenze. Per costo ore formazione si intende la paga lorda del dipendente che svolge la formazione o il compenso da erogare al docente formatore esterno interno? Allora, in relazione a questa domanda, intanto va specificato che il costo ore formazione è quell'elemento che dobbiamo indicare nella presentazione dell'istanza all'ANPAL per poter accedere al beneficio, ed il costo del lavoro è rappresentato dal valore dell'ora di sospensione dell'attività lavorativa per intervento dell'attività di formazione prevista dal Fondo Nuove Competenze, quindi è il costo della retribuzione del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere al dipendente se non fosse stato adibito ad attività formativa, più il costo della contribuzione. Il costo della docenza non è funzionale al raggiungimento e all'ottenimento del beneficio corrisposto direttamente dall'ANPAL attraverso il canale dell'INPS. Seconda domanda invece riguarda la cassa integrazione. Se un'azienda ha a disposizione ancora 4 settimane di cassa rientranti nelle prime 9 del decreto agosto, può continuare ad usufruirne anche dopo il 16 novembre, che è la data oltre la quale
Interviene il decreto 137, quindi ristori bis, accedendo poi a quelle a pagamento, rispettando sempre e comunque il limite massimo del decreto ristori di 6 settimane nel periodo 16 novembre-31 gennaio. Allora, ad oggi purtroppo l'INPS non si è ancora espresso, ma attendiamo un'imminente pubblicazione di un messaggio in una circolare anche in ragione della disposizione dei cedolini paga della mensilità di novembre. E ad oggi, sulla base della formulazione dell'articolo 12 del decreto ristori bis, non sembra possibile accedere alle settimane senza fatturato dopo il 16-11, perché l'articolo 12 nell'ultimo paragrafo del comma 1 prevede proprio che le settimane che sono poste a cavallo del 16 di novembre risulteranno cadenti nelle nuove 6 settimane, quindi anche se ci fossero delle settimane delle 9+9 del decreto agosto che si collocano dopo il 16 di novembre, le stesse saranno, una volta autorizzate, acquisite come settimane delle 6 del decreto 137. Terza domanda, smart working. La comunicazione di avvio di smart working, la procedura semplificata è preventiva? Assolutamente sì, la comunicazione deve essere fatta preventiva, così come qualsiasi comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Sul punto vi ricordo che le FAQ del Ministero sul sito del Ministero lavoro.gov.it prevedono la possibilità di attivare lo smart working semplificato fino al 31 di gennaio. Per ulteriori domande vi ricordo che abbiamo sempre a disposizione il canale di espertolavoro.com, attraverso il quale potete porci le domande, i vostri quesiti, le questioni che non risultano ancora ben chiare e risolte, e noi in giro di brevissimo tempo vi daremo una risposta. Infine veniamo alla terza parte, storie di interviste. L'articolo di oggi per il ciclo storie di interviste, tratto sempre dal nostro magazine Laborability, è un articolo che riguarda lo smart working, quindi riprendendo anche l'ultima domanda dei quesiti di oggi, è un articolo molto interessante che fornisce spunti molto utili per tutte quelle aziende che vogliono anche investire e riorganizzare la propria modalità di gestione degli spazi. Il titolo è provocante, provocatorio: in giardino, in vacanza o in coworking, i nuovi uffici per lo smart worker. Del resto lo smart working sappiamo che non è il lavoro da casa, ma è il lavoro che può essere svolto in qualsiasi postazione in cui siano rispettate alcune disposizioni normative e di sicurezza. Tuttavia stanno sorgendo numerose soluzioni alternative per lo svolgimento dell'attività in modalità agile, e quindi nell'articolo vengono rappresentate moltissime soluzioni che aziende, anche ristoratori e albergatori, stanno proponendo in funzione della divisione di spazi attrezzati per l'attività di smart working. Queste erano le notizie di oggi. Prima di salutarvi vi lascio a un breve video in cui la dottoressa Onelia Gagliano, ricercatrice dell'Università di Padova, spiega le modalità di gestione dei test principali molecolari per la ricerca del SARS-CoV-19. Grazie e buona giornata. I test più comunemente utilizzati per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-19 sono il test antigenico rapido, il test sierologico, il test molecolare, che differiscono fra loro per durata e risultato fornito. Partiamo col test antigenico. Si tratta di un test rapido, necessita infatti di circa 15-20 minuti. È stato sviluppato soprattutto per effettuare diagnosi veloci con una buona attendibilità in contesti come aeroporti e scuole. Si effettua utilizzando un campione originato da un tampone rinofaringeo, cioè da un campione prelevato dalle mucose nasali e da quelle della gola. Si presenta come uno stick, nel quale appaiono due bande, una denominata C, che attesta il corretto funzionamento del test, e la seconda denominata T, che corrisponde alla presenza dell'antigene virale, cioè delle proteine virali presenti nel campione. Veniamo adesso al test sierologico rapido. Si tratta di un test non diagnostico, ma epidemiologico, in quanto fornisce il numero delle persone che sono venute a contatto col virus.
Il test rileva la presenza di proteine prodotte dal sistema immunitario, entrate a contatto col virus. Queste proteine sono note a tutti come anticorpi. Oltre alla linea di controllo che attesta la correttezza del test, esistono altre due linee che servono a rilevare la presenza degli anticorpi. Questi anticorpi possono essere di due tipi, quelli di tipo M, che vengono prodotti durante la prima fase dell'infezione, e quelli di tipo G, che vengono prodotti in una fase secondaria dell'infezione e rappresentano la memoria del nostro sistema immunitario. Una volta caricato, il campione migrerà per capillarità e nel caso in cui al suo interno saranno presenti anticorpi di tipo M o di tipo G, verranno colorate le relative bande. Quindi, se visualizziamo la banda degli anticorpi M, vuol dire che l'infezione è recente ed è ancora in atto. Se compare quella degli anticorpi G, vuol dire che l'infezione è venuta ma il soggetto non è più contagioso. Se entrambe le bande sono colorate, l'infezione è in corso e non è recente. Infine vediamo come funziona il test molecolare. Si tratta di un test complesso e lungo, infatti necessita dalle 2 alle 6 ore da quando il campione viene prelevato. Il test utilizza un campione biologico, derivante da un tampone rinofaringeo, e valuta la presenza di materiale genetico virale maggiormente espresso nel campione. Tramite una tecnica chiamata PCR, il materiale genetico viene amplificato così da poterne rilevare anche bassissime concentrazioni. In questo caso, come leggiamo il risultato? Il campione in cui verrà rilevata la presenza del virus presenterà una curva come questa in blu, dove l'andamento esponenziale sta ad indicare l'amplificazione del gene di interesse. Al contrario, in rosso è mostrato un campione di un soggetto che non presenta alcuna traccia di materiale genetico virale. Vediamo infatti che la curva non presenta alcuna amplificazione.